parliamo adesso di una bellissima notizia. Animata allarga insomma il suo lavoro, le sue attività legate all'animazione, laboratori per bambini dalla città vecchia al resto della città, e ce lo facciamo raccontare da Nicola San Marco. Ciao Nicola. Ciao, buongiorno a tutti. Allora Nicola, ci sono come dicevo delle belle news. Prima di tutto parte un corso in collaborazione con ANFAS. Quando o è già partito? Insomma, come si sta strutturando? Allora, sì, il corso è partito ieri e si articolerà in più o meno 5 mesi da novembre. E noi stiamo puntando chiaramente a quello che è la sensibilizzazione attraverso l'arte, quindi in qualche maniera stiamo cercando di stimolare i fruitori di ANFAS, in qualche maniera le persone che sono accolte in qualche maniera da ANFAS Taranto per il lavoro innanzitutto egregio che fanno gli operatori volontari e tutto lo staff. Noi stiamo cercando di rendere un po' più creativa la parte di sviluppo cognitivo, perché noi comunque siamo stati affiancati per lo sviluppo di questo progetto da esperti in materia. Chiaramente noi siamo artisti, in qualche maniera cerchiamo di dare del nostro in tutti i settori possibili e cerchiamo di stimolare le persone, ecco, a pensare e a sognare. Quindi in qualche maniera abbiamo un obiettivo che è quello di accrescere la parte creativa di tutti, e quindi cerchiamo di allargarci in maniera possibile su tutti i tipi di persone, tutte le tipi di situazioni. Quante persone partecipano alle attività della vostra accademia? Perché ricordiamo che Animata insomma si occupa di cinema d'animazione, games, fumetto, quindi tanti settori professionali e altrettanti corsi. Allora, si parla di ANFAS o di tutta l'accademia? Parti da ANFAS e poi ci allarghiamo. Per ANFAS abbiamo attualmente sono 10 partecipanti nella sede appunto di Taranto e per ora sono 10 partecipanti. Chiaramente noi puntiamo a creare un percorso che sia ripetitivo negli anni, quindi da poter allargare, e non solo ad ANFAS, chiaramente cercheremo di incontrare anche altre associazioni, altre realtà, in modo da sviluppare un tessuto artistico un po' più ampio su tutti i diversi fronti. E invece, insomma, per quanto riguarda le attività dell'Accademia? L'Accademia attualmente ha all'attivo diversi corsi, fra cui, come dicevi, game design, animazione che sta in partenza ora, e disegno dal vero. Noi abbiamo diversi corsi che affrontano chiaramente la materia entertainment, e quindi l'intrattenimento a livello internazionale, passando da fumetto all'illustrazione ai videogiochi. Quindi in qualche maniera stiamo cercando di apportare nella città di Taranto, comunque di far crescere in qualche maniera un tessuto artistico un po' più imprenditoriale rispetto alla classica visione dell'arte in generale. Magari si pensa alcune volte che l'arte sia come dire di nicchia, ecco, in qualche maniera, ma in realtà ogni cosa che noi fruiamo, dai telefoni ai social network, gli artisti dietro ad ogni settore, ad ogni società, elaborano tutto quello che è grafica di cui noi fruiamo, quindi tutto ciò che vediamo, che tocchiamo, dal design appunto ai social, viene in qualche maniera elaborato creativamente. Quindi noi sviluppiamo questo tipo di settore che è in costante crescita, chiaramente, con tutti i vari sviluppi dall'animazione a tutto il resto di ciò che fruiamo giornalmente. E come accennavo ad inizio del collegamento, vi state insomma allargando anche ad altre zone della città, in particolare partiranno a breve dei laboratori all'interno della scuola a Colombo. Ce ne vuoi parlare? Noi abbiamo da pochissimo, volevamo, in realtà numerose richieste ci sono arrivate perché noi attualmente i nostri corsi erano focalizzati per adulti, in qualche maniera come diciamo professionali, però numerose le richieste di famiglie per bambini e quindi per ragazzini anche in realtà. Abbiamo deciso, e grazie alla collaborazione del Comune, in particolare dell'assessore Fabiano Marti, che ci ha aiutati in questa transizione verso la scuola Colombo, noi abbiamo cercato di venire incontro un po' a tutti, aprendo questi due classi, ecco, sono due classi effettivamente. Una si chiama Start ed è per i bambini delle elementari, e mentre per i ragazzi delle medie si chiama Login Art.
Chiaramente sono due percorsi molto differenti. Start è per bambini, quindi vedremo una didattica di base di quello che è l'arte, chiaramente non di base, perché a me piace sempre fare le cose un po' più professionali. Ecco, anche per bambini punteremo ad un tipo di sviluppo sempre creativo molto più importante, mentre per i ragazzi e quindi per le scuole medie Login Art è qualcosa di già un po' più professionale, quindi già un po' più mirato al fumetto e alle arti digitali. Chiaramente i ragazzini ora vedono su YouTube, su Twitch le varie dirette da giochi e tutto il resto, quindi noi cerchiamo di portare sempre quello che è il meglio nell'attuale condizione del nostro lavoro, e quindi dagli tablet alle tavolette grafiche saranno le protagoniste appunto in qualche maniera di questo percorso creativo. Beh, certo, bisogna sicuramente attrarli utilizzando quelli che sono i loro strumenti anche, no? E le loro modalità. Quando si parte con questi corsi, che poi devo chiudere purtroppo? Allora, noi il 7 inauguriamo e entro fine mese comunichiamo le prime date. Sicuramente Start parte il 12, credo sia 12 lunedì, e Login Art verso fine mese, quindi comunque entro novembre apriremo entrambe le classi.